interrompiamo tutte le trasmissioni? Benissimo, le interrompiamo, perché noi, come movimento estremista ligure, siamo arrivati al colmo e vogliamo protestare contro questo DPCM del Presidente del Consiglio Maurizio Conte, che lo so che non si chiama Maurizio, che si chiama Giuseppe, però c'ha la faccia da Maurizio. Allora, caro ministro dei primi ministri, se tu mi fai un decreto che obblighi i ristoranti a chiudere a mezzanotte, in Liguria mi devi dire cosa fanno i ristoratori dalle 8:30 a mezzanotte che la cucina era chiusa, o li doti di un bel barile in cui tirare i tappi e allora sconfiggono la noia, oppure sei tu che ti devi mettere in condizioni di trovarci qualcosa da fare. L'unica legge che era bella durante il primo lockdown, quello che i milanesi non potevano venire, niente, di questo non ne parla nessuno. A proposito, sono in quarantena perché è successo praticamente che nella farmacia di sotto casa mia c'è stato un caso di positività e siccome mia cognata spesso è andata a fare le pulizie in casa della Marisa, che ha una figlia che lavora in farmacia e l'altro figlio che è di 40 anni è uno che è diciamo così una minchia allegra, nel quartiere le ha fiondate tutte. E allora, siccome dicono che io sono un cornuto, mi ha telefonato il dottore e mi ha detto tu è meglio che ti metti in quarantena fiduciaria che non si sa mai. Vabbè, detto che no, non toglietemi la linea, anche perché, scusate, ma sono solo io che non ci ho capito niente. La settimana scorsa, prima di andare a dormire, leggo i giornali, c'erano tutti i virologi di tutti i politici e dicevano non è come marzo, perché adesso siamo cambiati noi, è cambiato il virus, è cambiata la società, non è più come marzo. Vado a dormire, mi sveglio, è come marzo. Ma cosa è successo? Scusa, ma non ci potevate pensare un po' prima? Quello là, come si chiama? Zambrillo, quello che cantava le canzoni. Quello diceva, il virus è morto. Adesso ci hanno chiesto, ma il virus è morto? No, non è morto. Si vede che ha fatto come la lucertola, no? Che a un certo punto, quando si è sentito in pericolo, si è finito morto, in modo che la gente non pensasse che... E poi, non si fa così, Zambrillo. O scegli, o canti le canzoni, o fai il virologo della rianimazione. Scegli e fai pace anche con te stesso. Pure Bassetti, anche lui. Vogliamo aprire il cassetto di Bassetti. Sì, vedi Bassetti che dice non facciamo allarmismo, non dobbiamo fare allarmismo, il giorno dopo siamo in allarme. Allora io ragazzi sinceramente non ci capisco niente, l'unica cosa che so, non togliermi la linea, oppure sì, togliermi la linea. No, allora dico ancora un'ultima cosa, sicuramente non so se andrà bene, andrà male, non so se faremo gli striscioni, il lockdown, comunque sicuramente tornerà la primavera, torneranno le belle giornate, torneranno le acciughe da mettere sotto sale, tornerà il momento in cui potremo andare anche a per funghi. Quindi ragazzi adesso non so come in inglese si traduca, ma diciamo in tutto primo canale coronavirus, suca. Togli la linea, la tolgo io?